mondo del calcio dilettantistico è fatto naturalmente da tanti atleti, da tanti allenatori, da tanti tecnici. Oggi qui all'interno dei Penalty Awards ho voluto insomma cercare di coinvolgere più giornalisti sportivi siciliani che hanno vissuto e raccontato il calcio dilettantistico in questa stagione 2018 e 2019. E allora invito qui sul palco Simone Alibani e Alberto Giambruno di Gold 78 insieme a Giampaolo Montineri, Franco Anastasi e Paolo Munafò. Ciao Simone, quest'anno il Palermo ci ha fatto soffrire. Ciao Alberto. Ci raggiunge anche Paolo Munafò, Onda TV. Ciao caro. Saluto anche Franco Anastasi, decano dei giornalisti siciliani, sempre presente ai Penalty Awards. Allora una battuta veloce in modo che così posso insomma dare modo a tutti di dare un pensiero intanto a questa manifestazione velocissimamente, però nel caso vostro che avete raccontato il Palermo con tanta sofferenza, Palermo che si è salvato, ma noi non parliamo di calcio professionistico perché è una regola un po' del nostro programma e del nostro evento, ma quanto il calcio dilettantistico può fare qualcosa per il calcio professionistico? Innanzitutto buonasera a tutti, ciao Ettore, è sempre un piacere partecipare ai Penalty Awards. Il calcio dilettantistico, come dicevamo prima, è il motore, una fucina di talenti straordinari e poi i più bravi con una selezione naturale. Ecco, il calcio ha un grande potere, quello di portare avanti il valore della meritocrazia, perché è uno sport corale, però poi c'è anche l'individualità. L'individuo da solo non può far nulla perché si vince tutti insieme, però comunque poi ci sono quelle caratteristiche tecniche, ma soprattutto umane, che ti consentono di emergere. Il calcio dilettantistico è il motore di tutto, perché senza il calcio dilettantistico non si potrebbe andare a valorizzare i giovani, non si potrebbe andare a valorizzare le società e di riflesso i grandi club non potrebbero avere dei talenti. È giusto, perché chiaramente il calcio dilettantistico diventa fucina per i professionisti. Alberto, è anche vero però che questo calcio dilettantistico, sappiamo benissimo, soffre notevolmente perché non arrivano i grandi sponsor che invece nel calcio professionistico sono un po' basilari. E che cosa possiamo sperare? Che ciò possa cambiare presto? Ce l'auguriamo? È quello che ci auguriamo tutti. Intanto buonasera a tutti, grazie per averci invitato. Ti portiamo anche i saluti dell'editore di Gold 78, Paolo Raffa, che voleva essere qui. È così, bisogna dare voce, non essendoci magari sempre la possibilità di dare introiti, ed è una cosa che purtroppo va a penalizzare questo mondo che è fantastico. Abbiamo conosciuto con Simone tanta gente qui che ci mette veramente il cuore, la passione, va oltre l'ostacolo. Bisogna parlarne. Noi avevamo, ti svelo un piccolo aneddoto, ma già ne avevamo parlato tempo fa, avevamo in mente in TV, parlandone con Simo, con gli altri, di fare qualcosa, un programma. Poi è arrivato Ettore Tortorici a Gold 78, insomma noi giochiamo in casa e quindi siamo ben felici di dare spazio a... Diciamo pure che raccontiamo il calcio siciliano praticamente dal professionismo sino alla prima categoria. Tutto, perché tutto dall'A alla Z merita il calcio voce, lo merita sicuramente. Perfetto, grazie ad Alberto Giambruno. Provincia di Messina, un amico di Penalty e dei Penalty Awards, Paolo Munafò. Siamo contenti perché Messina ha salvato intanto la Serie D con la città di Messina. La CR sta soffrendo, ma è arrivata a un passo anche della vittoria finale di Coppa, a dimostrazione che quella è comunque sempre una bella provincia che mangia e vive di calcio. Sì, buonasera a tutti, intanto grazie dell'invito. Ovviamente è una provincia che sta cercando ancora di più di emergere con tante difficoltà. Purtroppo le strutture non sono, diciamo, le migliori per poter fare calcio, però ce ne sono tante che sicuramente stanno facendo benissimo, soprattutto a Messina. Despar Stadium è un gioiellino importante che dà lustro proprio alla provincia di Messina, però ovviamente nel calcio ormai dilettantistico si fa fatica ad andare avanti, come si diceva, gli sponsor sono pochi e quindi... Lo sappiamo bene, lo sappiamo bene. Mi parlava di strutture, Franco, noi quante volte abbiamo parlato in TV della mancanza di strutture soprattutto nel calcio dilettantistico, e questa cosa ci dispiace perché sappiamo benissimo quanta gente ci lavora, ci vive e dà l'anima.
E purtroppo questo è un problema che colpisce tutte le province siciliane. Catania, noi che siamo di Catania e sappiamo quali sono i campi e come sono tutte le strutture in cui purtroppo i ragazzi devono giocare, e quindi naturalmente meriterebbero molto di più, sicuramente. I campi polverosi però alla fine hanno accompagnato sempre il calcio dilettantistico e il calcio dilettantistico lo racconta sempre in maniera colorata Giampaolo Montineri. Paolo, che cosa stai facendo? Perché, dei selfie, mi manca quello con te. perché lui vive della diretta su Facebook quasi 365 giorni l'anno e ci piace perché in questa maniera è proprio sempre sul pezzo. Un calcio dilettantistico però che comunque ci appassiona, a prescindere da quelli che possono essere i risultati, i campi polverosi, i soldi che vengono fuori. Non possiamo non fare con passione. Lo sport è passione. Lo sport io dall'altro un po' allargato i canali perché comunque mi occupo raccontando altre categorie di sport, quindi ho messo assieme un po' di competenze e una cosa che mette assieme tutti è il sacrificio, la passione assoluta e il risultato. Perché è uguale nella box, nel ciclismo, nel motociclismo, anche nella corsa de crastuna. Chi ha ragione è soltanto chi vince, però devi sacrificarti, devi portare qualcosa. È vero. E il sacrificio poi alla fine dà le più grandi soddisfazioni. Abbiamo una targa per tutti, Giampaolo Montineri il primo, poi abbiamo Simone Alibani, eccolo qui, poi abbiamo il nostro Alberto Giambruno, Paolo Munafò e Franco Anastasi, coloro che hanno raccontato e raccontano ancora il calcio in maniera diretta, unica e non dico in esclusiva perché sarebbe esagerato, però ce lo raccontano con una verità meravigliosa che accompagna il sacrificio di tanti atleti. Grazie Franco, grazie Paolo, grazie Alberto, grazie Simone. Voi fatto il selfie in diretta? Ok, in diretta, fantastico, grazie, ciao caro. La stampa è fondamentale. La stampa racconta il calcio e grazie alla stampa, insomma, le notizie arrivano sempre pronte e dirette. Poi adesso con l'avvento di Facebook tutto ciò è diventato assolutamente più facile e quindi la notorietà diventa anche maggiore. Voglio proseguire e poi tra poco inizieremo, insomma, a presentare la categoria più importante, quella dell'eccellenza. Volevo proseguire con un altro premio speciale, un premio importante. Abbiamo il piacere di avere qui con noi e lo invito qui sul palco a ricevere il premio stampa 2019 Raffaele Minichino, direttore di Rete Oro di Roma. Raffaele è un po' un mio personale riferimento. Ciao Raffaele, mettiti da questa parte, prego. Allora Raffaele, pensate un po', da oltre 35 anni racconta il calcio laziale nel territorio laziale, un po' come facciamo noi da soli 8 anni a penalty, però lui veramente ha vissuto tante epoche, tanti giovani che sono diventati poi personaggi importanti. A proposito di premi importanti, voglio sottolineare che qui presente è l'ideatore del premio nazionale Beppe Viola, nonché del torneo di calcio giovanile Beppe Viola, che altro non è che il secondo torneo più importante dopo il Viareggio. Insomma, una presentazione così conferma la tua grande voglia di continuare a fare sport. Sicuramente, buonasera a tutti, ma soprattutto naturalmente alla città di Enna e a te. Io l'ho denominato in una mia trasmissione l'ambasciatore del calcio della Sicilia, con tutto il rispetto dei colleghi che ho visto prima. Però è nata la nostra amicizia da un anno circa tramite Facebook, poi è stato invitato in una sua visita a Roma in trasmissione e sta nascendo qualcosa veramente di importante. Io confesso, sono 35 anni, effettivamente a Roma potrebbe essere tutto più facile, però una manifestazione così bella, così ben organizzata, ma soprattutto dà lustro al calcio dei dilettanti, che sta nel mio cuore, non esiste. Quindi io penso che con Ettore Tortorici faremo qualcosa in più, ma soprattutto un passaggio, in questo caso, di idea proprio di questa manifestazione dei dilettanti, perché premiare come fai te e come tutta naturalmente anche in questo caso l'assessore allo sport della città di Enna è importante dare un riconoscimento a tanti ragazzi, dirigenti, allenatori
che naturalmente si sacrificano, e veramente non solo dal punto di vista economico, ma anche le ore della loro vita, che sottraggono soprattutto il tempo alle loro famiglie per la crescita del mondo dei dilettanti. Quindi è qualcosa, lui ha insistito a portarmi qui, tra l'altro bellissima la città di Enna, ma soprattutto la Sicilia, e quindi per me è un onore di essere presente. Tra l'altro Lopresti, che spesso ci incontriamo a Roma, bisogna dire che oggi è stata una lezione, per quanto mi riguarda, per dare una nuova linfa e un nuovo mezzo per creare qualcosa di nuovo, quindi da apprendere veramente tutto quello che avete fatto in questa manifestazione. Guarda, hai parlato di Santino Lopresti ed invito il presidente della FIGC proprio qui sul palco, perché sarà lui a consegnare il premio stampa 2019 a Raffaele Minichino. Buonasera presidente. Consegniamo e così poi parleremo con il presidente. Premio stampa 2019 a Raffaele Minichino, direttore di Rete in Oro. Rete in Oro. Abbiamo anche un ricordo della nostra bella Sicilia. Ha detto delle parole bellissime, a conferma tra l'altro del fatto che ancora una volta i dilettanti comunque fanno sempre centro con i loro sacrifici, la loro voglia di emergere e poi soprattutto con la presenza, no? Che diventa fondamentale anche per eventi di questo genere. Sì, ho detto bene, io poi conosco bene lui, voglio dire anche il figlio, quindi li conosco perfettamente bene e sono contento per il lavoro che fanno, che ci aiutano, così come il lavoro che fai tu qui in Sicilia per noi è fondamentale e importante. Poi il tuo garbo, la tua cortesia, il tuo modo, senza entrare mai in polemica, senza fare mai una polemica, questo è estremamente importante, perché questo calcio, che è, come dire, un calcio che vive di sospetti quotidiani, non ha bisogno di ulteriore polemica, ha bisogno invece, come dire, di vivere serenamente le domeniche, la settimana, il lavoro che c'è. Io di questo te ne sono grato e voglio riconoscertelo, e te lo voglio riconoscere come lo si diceva poco fa, e lo diceva, diciamo, uno che viene da fuori e che vede per la prima volta una tua iniziativa, una tua iniziativa, e questo ti va a merito. Detto questo, come hai detto tu, ma come ha detto Minichino, qui tu raccogli, come dire, quel sacrificio di tutti gli attori del calcio, perché qui vengono premiati gli allenatori, che quando salgono qui è tutto merito dei giocatori, noi così non è, voglio dire, sappiamo, perché per me l'allenatore è fondamentale, nel senso che è guida, ma non solo è guida tecnica, è guida tattica, ma anche guida educativa, perché io dico sempre è un allenatore che può fare svoltare una partita nel bene e nel male, ma anche sotto l'aspetto della violenza o della non violenza in campo, perché tanti allenatori poi non diventano educatori, talvolta si perdono in queste cose che, come dire, col calcio o con lo sport in generale non hanno niente a che fare. Tanti giocatori premiati, riconosciuti, tanti dirigenti che, come me, tantissimi sacrifici, come dire, questo è un percorso che io ho fatto per tanti anni e che comprendo perfettamente. Vedere questo entusiasmo, perché poi qui vengono coloro che più o meno hanno vinto, e quindi voglio dire c'è l'altra parte, quelli che magari non sono riusciti a portare a compito la stagione programmata, perché poi noi lo sappiamo, il calcio, come dire, tu pensi di vincere e non vinci, Non c'è scritto nulla. o viceversa, perché poi tu colpisci il pallone può entrare, ma colpisce il palo Ti cambia tutto. e può andare fuori, e quindi cambia tutto. Bene, io sono contento per questo lavoro che fate, io sono, come dire, uno che assieme a voi vuole continuare a lavorare nel calcio dilettantistico, io credo fortemente al calcio dilettantistico e come dire, questa nostra disponibilità che è continua, che è costante, la nostra, voglio dire, la mia, della federazione, di Sandro Morgana, del comitato regionale, ecco, vuole essere però un aiuto a capire che questo è lo sport, e la violenza con lo sport non c'entra niente. Siccome ancora abbiamo qualche cosa da correggere, ecco, visto che qui siamo gli attori, quelli che abbiamo vinto qualcosa, che avete vinto qualcosa, bene, diventiamo ambasciatori di questo, cioè la domenica andiamo a divertirci e facciamo in modo che quando torniamo a casa non abbiano a telefonare a qualche pronto soccorso o qualche caserma dei carabinieri, ma sanno che finita la partita, dopo 2 ore e mezza si ritorna a casa e si è tranquilli. Anche perché poi lunedì si va a lavorare. Grazie Presidente, ci vediamo dopo. Complimenti ancora a Raffaele. Raffaele Minichino, vincitore del premio stampa 2019 ai Penalty Awards.
Attenzione, perché quest'anno un premio speciale viene assegnato per quanto riguarda un gruppo, soprattutto ad una squadra che quest'anno ha veramente disputato una stagione bellissima. Abbiamo indetto un premio speciale, il premio Team Awards 2019, e quest'anno per la prima volta viene assegnato alla società Marina di Ragusa. Ed invito qui sul palco il suo direttore generale, dovrebbe essere qui. Il direttore generale del Marina di Ragusa dovrebbe raggiungerci, eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui. Che stagione pazzesca, direttore! È stata una stagione pazzesca, complimenti, complimenti. Nessuno, dico nessuno e lo possiamo ormai dire, nessuno vi dava vincenti. C'erano tante altre squadre favorite, ma voi, a dimostrazione che poi il lavoro paga, siete riusciti a regalare un sogno al vostro piccolo borgo, ma in questo caso anche a voi stessi, perché insomma vincere un campionato poi fa felici un po' tutti. Sì, intanto buonasera e grazie Ettore per l'invito e per il premio. Sì, diciamo che non ci dava nessuno per vincenti, ma credo che oramai da qualche anno ci siamo conquistati il rispetto e la stima da parte di tanti addetti ai lavori, perché siamo una società seria e umile, che lavoriamo tanto, facciamo tanti sacrifici, poi che questi sacrifici vengano ripagati con delle vittorie è ancora più bello ed entusiasmante. A consegnarti il premio sarà il presidente del CONI di Ragusa, Angelo Sberna, che invito qui sul palco per consegnare la targa Team Awards 2019 al direttore generale del Marina di Ragusa. Eccolo qua. Presidente, buonasera. Possiamo consegnarla al presidente? Sarà lui stesso. Allora, consegniamola, eccola qui, facciamo un applauso al Marina di Ragusa, complimenti per la stagione, una battuta anche con il presidente del CONI. Siamo doppiamente felici perché il CONI è sicuramente un organismo importantissimo e il calcio, insomma, è quello che poi spinge un po' tutti, no? Però è anche vero che ci sono tantissime altre realtà sportive che vanno valorizzate e voi giustamente le curate a 360 gradi. Sì, in effetti intanto io porto il saluto mio personale del presidente regionale Sergio D'Antoni e di tutti gli sportivi ennesi a voi che ci avete invitato e a tutti i presenti. Io ieri ero con i ragazzini per la giornata nazionale dello sport, ora sono in mezzo ai diversamente ragazzini, si dice così? È vero, sì. Però il bello dello sport è che ci sono tutti gli sport, ci sono tutte le età, accomunate dalle regole dello sport che valgono per tutti, come diceva prima il presidente regionale della Lega Nazionale, sono importanti da seguire e quindi è bello anche il nome penalty. Quando si sbaglia c'è un penalty ma poi si ricomincia. Giusto, giusto presidente. Abbiamo anche una targa ricordo per il presidente da consegnare. Grazie, complimenti e buona stagione prossima. Ed iniziamo subito con il ruolo del portiere. Vado subito a chiamare ed invitare qui sul palco Gabriele Ferna dello Sport Club Palazzolo, Pietro Iacono Canicattì Calcio e Virgilio Vitale del Biancavilla Calcio. Ciao Pietro. Virgilio che rivedo dopo qualche anno, ancora in nomination, Gabriele. Allora attenzione perché qui c'ho 3 portieroni, mamma mia. Biancavilla, Canicattì e Sporting Palazzolo, stagioni assolutamente di grande qualità, ma soprattutto 3 portieri imbattuti e tutte e 3 tra l'altro insomma ancora con un'idea ben precisa di vincere, perché insomma il vostro curriculum parla chiaro, tante vittorie, anche tante nomination, anche quest'anno per qualcuno. Gabriele lo rivedo per la prima volta, mentre invece tu, se non sbaglio, hai vinto qualche edizione, anche tu Pietro, insomma grande esperienza. Siamo pronti? Apro la busta. Miglior portiere del campionato di eccellenza stagione 2018-2019, Pietro Iacono del Canicattì.
Allora Pietro, che dire, il Canicattì quest'anno ha disputato una stagione pazzesca, a un passo dalla finale di Coppa, ancora in gara, una stagione da incorniciare, anche se davanti a voi c'è stato un Licata quasi imprendibile, ma voi siete stati imperterriti, avete continuato a regalare un sogno anche alla bella realtà di Canicattì. Assolutamente, ringrazio il riconoscimento per questo ruolo, ringrazio tutti per avermi nominato. Niente, diciamo che dobbiamo raccogliere adesso, abbiamo seminato tanto in stagione, abbiamo trovato sulla nostra strada diverse squadre che ci hanno messo in difficoltà, il Licata soprattutto, che è una grandissima squadra, ha dimostrato e ha vinto meritatamente, i numeri parlano chiaro. Canicattì ha veramente fame di grande calcio, così come Biancavilla rimane una stagione anche questa da incorniciare, e tu in modo particolare continui insomma ad essere un difensore che non tutti vorrebbero avere contro. Sì, intanto buonasera a tutti, grazie per i complimenti. Ci siamo giocati il campionato fino all'ultimo, poi vinto meritatamente al Marina di Ragusa. Assolutamente, giusta tua definizione. Gabriele, Sporting Palazzolo, che ha un po' spiazzato tutti gli addetti ai lavori, diciamolo pure, eravamo un po' determinati, un po' tutti nel classificarlo come insomma lo squadrone, però siccome nel calcio non c'è nulla di scritto è andato un po' male, però rimane per te soprattutto una stagione più che positiva. Sì, innanzitutto buonasera a tutti e ci tengo a ringraziarvi per l'invito. Già essere qua oggi già è una bella esperienza ed è un qualcosa che ti rimane. Chiaramente non siamo riusciti a vincere perché c'è chi è stato più bravo di noi, come il Marina di Ragusa, e chi ancora oggi il Biancavilla. Faccio i complimenti a Virgilio e a Pietro per aver vinto il premio, che stanno meritando di essere lì. A prescindere da tutto vi ringrazio ancora una volta per la presenza. Bene, grazie anche a voi ragazzi, in bocca al lupo per tutto, complimenti, sempre più imbattuti, sempre più imbattuti, grazie. È il momento di conoscere adesso il difensore che vince la categoria eccellenza, e chiamo qui sul palco 3 giocatori: Omar Diop del Biancavilla Calcio, Salvatore Maltese del Licata Calcio ed infine Francesco Vindigni del Marina di Ragusa. Che difesa, ciao Omar, che difesa, Salvatore, il capitano del Licata, e poi abbiamo Francesco Vindigni, altro nome importante del calcio adesso dilettantistico, insomma, però ha fatto il professionista della Marina di Ragusa. Attenzione perché per questa premiazione io ho il piacere di invitare a questo punto il presidente dell'AIAC di Enna, Luigi Di Dio, che invito qui sul palco. Buonasera Luigi, il mio braccio destro in questo evento dei Penalty Awards qui ad Enna, una persona super disponibile come del resto tutta l'intera amministrazione, ma in modo particolare Luigi, che mi chiamava a qualsiasi orario della giornata per aggiornarmi, e come al solito è stato utilissimo. Adesso ti consegniamo la scheda, o meglio la busta, dove insomma sta scritto il nome di colui che vince la categoria quale miglior difensore nel campionato di eccellenza. Tocca a te ad aprirla e ci dai il nome. Miglior difensore 2018-2019 Francesco Vindigni. Marina di Ragusa. Consegniamo a Francesco la targa quale miglior difensore del campionato di eccellenza. Mi metto qui in mezzo. Grazie Luigi, perché una battuta giustamente con Francesco la dobbiamo fare subito. Marina di Ragusa, lo ha detto poc'anzi il direttore, che non era partito con i pronostici a suo favore, ma non perché eravate più scarsi, ma perché nessuno poteva mai pensare che il miracolo continuasse dopo insomma, la promozione dello scorso precedente anno. Pertanto poi vi siete giocati tutto in un campionato pazzesco, con quella bella vittoria anche quasi nel big match contro il Palazzolo. Che effetto fa
insomma tu che hai assaporato anche i calci del professionismo, adesso vivere questo calcio che è un po' diverso ma con la stessa intensità? Guarda, vincere è sempre bello in qualsiasi categoria. Vincere a Marina è stata secondo me una delle più belle vittorie perché è inaspettata. Una squadra che era neopromossa, è partito con non i favori dei pronostici, però i pronostici non, se li porta via il vento. Il campo parla e noi abbiamo gridato. E ce l'avete fatta. Complimenti a Francesco Vindigni. Salvatore Maltese, tra l'altro autore del gol e della corsa matta verso il pubblico nello scontro finale contro il Città di Sant'Agata. L'anno scorso, se non sbaglio, avevi vinto i Penalty Awards, quest'anno una nomination, a dimostrazione che il tuo trend è sempre altissimo, con grande soddisfazione, capitano di una bellissima squadra qual è stata il Licata questa stagione. Sì, andare in nomination anche quest'anno è sempre un piacere, infatti ringrazio tutti e ringrazio anche te per l'invito. Sì, è stata un'annata spettacolare, penso che i numeri parlano chiaro. Abbiamo trovato il Canicattì che comunque ci ha dato filo da torcere fino alle ultime giornate, però penso che noi alla fine avevamo qualcosa in più e abbiamo vinto il campionato. Meritatamente, con grande rispetto anche chiaramente degli avversari. Biancavilla, Omar Diop, certamente quando ti devi marcare un giocatore così alto, così robusto nel campionato dilettanti un po' il panico ti viene, però a prescindere dalla tua statura rimane la soddisfazione di un Biancavilla ancora in corsa e di un Biancavilla che secondo me fa bene a sognare. Sì, no, sappiamo che quest'anno abbiamo fatto difficoltà con Marina di Ragusa. Complimenti a loro che hanno vinto il campionato meritatamente. Grazie ragazzi, grazie Salvatore, a presto, buona stagione prossima. Ciao Francesco, ciao Omar, rimani qui, mettiti al centro perché sei il protagonista adesso della nostra manifestazione, perché tu, essendo giustamente anche il presidente dell'AIAC, hai sempre di più valorizzato gli allenatori della zona e quindi oggi in questo palcoscenico ci sarà una grande passerella dei tuoi tesserati, che non sono tantissimi, però sono tesserati AIAC che permettono ancora di più di valorizzare il mondo del calcio e il mondo dell'allenatore, che come al solito è sempre fatto di sacrifici dispendiosi e di disponibilità spesso e volentieri anche esagerati, ma che fanno bene al calcio stesso. E li invito qui tutti sul palco perché dovevano avere la giusta visibilità. Sergio Colaianni, Renato Minicapelli, Max Ricerca, Sebastiano Restivo, Mario Folisi, Antonio Guagliardo, Totò Rizzo, Pasquale Russo, Gianfilippo Di Matteo, Carlo Romano, Roberto Torregrossa, Massimo Greco, Alessandro Arpidone, Vincenzo Bandino, Mario Murgano, Giuseppe Cannarozzo, Piero Catalano, Giuseppe Adamo, Santo Seminara, Giuseppe Fabiano, Dario Gaimo e Franco Augusto, tutti qui sul palco. Ciao ragazzi, insieme al vostro presidente dell'AIAC, salve. Venite, è il momento dell'AIAC e questo è giusto valorizzarlo sempre di più. Buonasera, venite tutti qui sul palco, Allora, sono allenatori che ogni giorno lavorano per tanti ragazzi, sono allenatori che comunque credono giustamente nel loro percorso anche di crescita insieme ai ragazzi stessi. L'AIAC di Enna, tu da adesso un paio di mesi sei il reggente ufficiale, fino a prossimi 6 mesi sei il reggente ufficiale, tra poco ci sarà questa nomina, spero anche in maniera definitiva, però già si vede la tua grande voglia di fare calcio. Luigi. Questo certamente, ringrazio il presidente regionale Abisso che a settembre ha avuto questo piacere e darmi questo onore ed onere, perché chiaramente in 6 mesi abbiamo cercato di organizzarci perché sinceramente c'era qualcosa che non andava, allora a me sinceramente la carica tanto per averla non è necessaria perché già ce n'ho abbastanza per un'altra società sportiva. Il mio obiettivo è quello della formazione. In 6 mesi siamo riusciti come gruppo a fare 3 convegni di formazione. Questo sarà il nostro obiettivo principale. Complimenti. Grazie per questa passerella. Facciamo un applauso ad alcuni rappresentanti dell'AIAC di
Enna, grazie, in passerella, grazie a voi, grazie ragazzi, grazie. Qualcuno non è più neanche un ragazzo, soprattutto mister Cannarozzo. Accomodati, rimani qui. Rimani qui perché adesso dobbiamo abbinare la tua figura anche alla tua società di calcio, progetto Enna Sport 2004, e anche in questo caso, siccome questo palco serve anche per promozionare le tue belle iniziative, io ho il piacere a questo punto di invitare tutti i ragazzini che hai portati, perché li voglio qui sul palco insieme al responsabile del settore giovanile. Progetto Enna Sport 2004, venite da questa parte. Eccoli qui, questo è il calcio che ci piace, Abbiamo anche il vostro telone, guarda, abbiamo preparato anche questo, voi siete questi. Ecco qui abbiamo il responsabile del settore giovanile, signor Buonasera. Questi ragazzini quante emozioni regalano, signor Buonasera? Tantissimi. Regalano tantissime emozioni e tanti problemi sicuramente. Beh, d'altra parte sono piccoli, quindi hanno dalla loro l'ingenuità che per noi spesso e volentieri può diventare difficoltà. Sicuramente sì, però bisogna ringraziare i genitori che danno la possibilità ai ragazzi di prendere parte agli allenamenti e fare parte di una società sportiva. Assolutamente. Abbiamo una targa da consegnare giustamente al responsabile del settore giovanile della realtà progetto Enna Sport. Grazie. Facciamo un applauso. Grazie. Volevo dire qualcosa, intanto ringraziare l'amministrazione e ringraziare soprattutto i genitori che ci danno la possibilità di partecipare alle loro manifestazioni e soprattutto grazie all'organizzazione che il signor Luigi Di Dio, qua presente, ha dato a questa società, cominciando dall'affiliazione con l'Atalanta Calcio. È vero. Dando la possibilità ai suoi tesserati tramite l'organizzazione Roga, che è il nostro vicepresidente, che cura la salute dei ragazzi dedicando a loro la loro attenzione. Perfetto. E inoltre ringraziare l'Università Corre di Enna, dove ha dato la possibilità di fare questo connubio nostro con l'Università Corre di Enna, di cui sicuramente faremo un bene per i ragazzi. Bene, grazie ancora, grazie al signor Buonasera, un saluto a tutti i ragazzi, anche ai tecnici. Possono andare perché adesso tu devi ricevere un premio. Grazie ragazzi, potete lasciare il palco. Allora, io adesso per premiare il presidente dell'AIEC di Enna, Luigi Di Dio, invito sul palco Aldo Bufalino, che è un amico di Penalty, ex tra l'altro direttore sportivo della città di Scordia. Lo invito qui sul palco perché sarà lui a consegnarti questa targa di partecipazione a questa sesta edizione dei Penalty Awards. Nel frattempo sta arrivando Aldo, eccolo qui. Lo consegneremo ad Aldo e sarà lui stesso poi a consegnarlo, prego, al presidente dell'AIAC di Enna. Prego, lo possiamo consegnare? Ok, una battuta con Aldo, giusta e doverosa. Aldo, sappiamo benissimo che la stagione è finita, adesso bisogna riposarsi qualche istante, però so che insomma per te prossimamente ci saranno nuove idee, nuovi impegni dopo la parentesi con il Città di Scordia. Sì, ci stiamo resettando un po', però già stiamo iniziando a lavorare. Le telefonate arrivano, credo che la prossima settimana prenderò la decisione definitiva. Bene, anche perché un personaggio come lui nel mondo del calcio fa tantissimo. Diamo nel frattempo il ricordo a Aldo Bufalino, e questo lo so che per me probabilmente me lo consegna il presidente dell'AIAC, grazie, è il gagliardetto della tua società, no? Vuoi dire qualche cosa? Sì, certo, prego. Dico, io a Pasqua, per il torneo nazionale che abbiamo avuto il piacere di essere patrocinati dal Comune di Enna, in special modo l'assessore Dante Ferrara, a cui ringrazio moltissimo, ho avuto la possibilità di conoscere una persona che sicuramente ha una professionalità altamente, veramente. Io poi da questa amicizia di 4 giorni ho avuto modo
di sponsorizzare la mia città, perché io amo la mia città. Perché farlo sempre a Catania, scusandomi, con i catanesi? È nell'ombelico della Sicilia. Lui ha capitato questa mia iniziativa, ma siamo andati a trovare l'assessore ed è questo l'evento che è andato. E il matrimonio si è fatto. Il matrimonio. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Questo lo dai a me? Perfetto. Il ricordo della serata. Grazie, grazie ancora. Grazie Aldo, grazie Luigi. A presto. Grazie, grazie. Siamo vicini alla fine, nel senso che tra pochissimo scatteranno le nomination forse più attese dell'intera serata, però prima dobbiamo un po' rifiatarci e lo facciamo con un personaggio nazionale che per l'occasione presenterà il suo nuovo successo, già autore di Mario Venuti con le sue 2 ultime canzoni importanti delle hit parade nazionali. Qui con noi stasera nei Penalty Award 2019 nello scenario bellissimo del teatro Garibaldi, appunto di Enna, la voce e la meravigliosa melodia di Seba. Come bella la luna stasera, sembra quasi che voglia cadere giù. E tu che non hai voglia di uscire e di parlare più, sei giù, guardi fuori, accendi sigarette e ti sembra un film, uno di quei film di mezzanotte. Sopra i jeans quelle frasi tipo peace and love, peace and love. Che sei bella stasera, perché non mi rispondi? Rispondi più. E tu parli con la tua amica, quella un po' scema, dicevi tu a me, mentre io ti aspetto e piove forte e ti sembra un film, uno di quei film di mezzanotte. Scrivi sopra i jeans quelle frasi tipo peace and love, peace and love, peace and love. E ti sembra un film, uno di quei film di mezzanotte. Quelle frasi tipo peace and love. E ti sembra un film, uno di quei film di mezzanotte. Scrivi sopra i jeans quelle frasi tipo peace and love, peace and love, peace and love. Peace and love, peace and love, peace and love. Peace and love, pace e amore, Seba, che ritrovo dopo 25-30 anni. Ah, vuoi fare un selfie anche tu? Vuoi essere tecnologico? Sì, lo tengo io, aspetta un attimo. A te, questo lo possiamo tenere qui. Devi spiegare cosa? Spiegami, perché è carina questa cosa. Allora,
la mia carriera inizia in questo teatro, circa 20 anni fa. Addirittura. E quindi quando tu mi hai detto vieni al teatro alla Garibaldi di Enna, io ho detto guarda, nonostante sono in studio, tu lo sai, stiamo finendo il disco, dovevo in qualche modo ricongiungermi con un posto che mi ha portato fortuna. Quindi grazie al teatro di Enna, a Enna e a questo teatro, se alzate le mani vi faccio un bel selfie. Ah, che bella questa cosa. Bene. Ok, e questo va subito sulla mia pagina. Bene. Grazie ancora, un bacio a tutti. Grazie Seba, buona estate, buon successo, grazie. Seba con il suo Peace and Love, ovvero sembra un film, è il titolo del suo ultimo successo. E adesso campionato di eccellenza, subito le nomination quale miglior centrocampista. Abbiamo in nomination i seguenti giocatori che invito qui sul palco. Alessio Asero del Paternò Calcio, Roberto Convitto Licata Calcio e Gaspare Pellegrino Marina di Ragusa. Eccoli qui, anche questo un terzetto da centrocampo da panico, da Roberto. Gaspare, salve. Salve, un terzetto giovane, di esperienza, di velocità, è sicuramente un terzetto che magari chissà quante altre società avrebbero avuto il piacere di averlo quest'anno nel loro team. Allora, a premiare e quindi conoscere il nome di colui che vince i Penalty Awards 2019 quale miglior centrocampista, invito qui sul palco un amico della nostra manifestazione, il presidente dell'AIAC di Catania, José Sorbello. Eccolo qua José, sempre presente ai penalty. Grazie José. Allora, consegniamo la busta a José. Sarà lui a svelare il nome di colui che vince. Certo che un terzetto di centrocampo di questo genere, insomma, un po' tutte le società vorrebbero averlo. Allora, tocca a te dare il nome. Eccellenza miglior centrocampista 2018-2019, Gaspare Pellegrino. Marina di Ragusa, Gaspare Pellegrino. Consegniamo a José Sorbello la targa che a sua volta la trasferisce al vincitore Gaspare Pellegrino. Grazie. Allora Gaspare, siamo contenti perché questo Marina, insomma, anche con i premi non scherza quest'anno e siamo convinti che anche grazie alla vostra esperienza, poc'anzi parlavamo con Francesco Vindigni, sicuramente potreste anche pensare di fare un campionato, non dico da vertice, ma ottimo in Serie D. Bah, diciamo che qualche campionato l'abbiamo fatto, però adesso le condizioni magari sono diverse rispetto a qualche anno fa, adesso si lavora e poi si ci allena quando, diciamo, tra virgolette c'è tempo. Però vediamo il da farsi insieme alla società, sicuramente non ci saranno dei problemi nemmeno da parte mia che da parte di Vindigno e di altri. Perfetto, complimenti ancora per la stagione. Ho visto giocare questo ragazzo e io sono impazzito perché a me piacciono quei numeri 10 che partono da dietro, da lontano, che insomma con serpentine varie possono fare la differenza e credo che tu quest'anno insomma a Licata un po' spesso e volentieri la differenza l'hai fatta con dei gol anche capolavoro e siamo convinti che anche una nomination probabilmente è già sufficiente, però rimane una stagione da incorniciare lo stesso. Sì, innanzitutto buonasera a tutti e ti ringrazio per l'invito. Per me già essere nomination è un piacere. Che dire, abbiamo fatto un campionato sì bello, però devo ringraziare soprattutto la società e i miei compagni di squadra per il lavoro che abbiamo fatto. Poi sì, abbiamo raggiunto un obiettivo che ci siamo prefissi dall'inizio, però non è stato facile perché dietro avevamo squadre come Canicatti e Sant'Agata, però alla fine siamo contenti del risultato. Complimenti ancora, complimenti a Convitto del Licata, lui è un giovanissimo, catapultato nella realtà dell'eccellenza, un 2000, pertanto insomma ancora tanta carriera davanti, e sei diventato poi subito quasi un perno di questo Paternò che ha sfiorato probabilmente un possibile sogno, però quantomeno avete salvato la stagione andando ai playoff. Sì, innanzitutto buonasera a tutti, la ringrazio per l'invito, è stata una stagione piena di alti e bassi, poi non ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati ai playoff contro il Biancavilla, è andata così, una stagione che rimane dentro di me e andiamo avanti. Andate avanti, complimenti ancora, vi saluto, grazie, complimenti Asero, a Convitto e soprattutto al vincitore Gaspare. Allora,
Allora, José, realtà di eccellenza bellissima quest'anno, perché insomma Licata, Marina di Ragusa e tante altre società che hanno lavorato giorno dopo giorno, dando sicuramente delle soddisfazioni ai tifosi, con degli allenatori che secondo me possono aspirare a carriere importanti. Buonasera, sì, c'è bisogno delle affermazioni nei campionati per definire questi allenatori che hanno fatto parlare di sé in passato. Insomma, chi ha vinto il campionato con Licata, Giovanni Campanella, non nuovo a vittorie, e chi vince il campionato col Marina di Ragusa e fa un capolavoro, che è Utro, ragazzo grande prospettiva dal punto di vista, diciamo, professionale. Questo significa che, insomma, gli allenatori siciliani, gli allenatori che vengono dai dilettanti possono legittimamente ambire a traguardi molto più importanti, tra virgolette, perché il lavoro è importante ovunque si faccia, purché si faccia in maniera seria, come l'hanno fatto sia Giovanni che Utro. Tra l'altro questa è la dimostrazione che l'AIAC attraverso i suoi corsi sempre forgia di più qualità e quantità nei giovani che diventeranno allenatori. Sì, è proprio così. Noi per gli allenatori dilettanti facciamo i corsi di aggiornamento biennali obbligatori, adesso da quest'anno ci saranno anche i corsi di aggiornamento obbligatori per i professionisti. Nel frattempo ogni AIAC provinciale organizza ogni anno una serie di eventi con persone che parlano di calcio, quindi voglio dire c'è un aggiornamento continuo. Consegniamo la targa ricordo, l'ennesima di partecipazione di José Sorbello, presidente dell'AIAC di Catania. Grazie José, grazie tante, grazie tante. Attenzione, perché abbiamo l'ultimo premio speciale da inserire all'interno di questa sesta edizione della nostra manifestazione. Abbiamo il premio a cui io tengo in modo particolare, perché è dedicato a chi insomma fa la televisione, al personaggio televisivo. E allora premio personaggio TV 2019 qui all'interno dei Penalty Awards 2019 a Ruggero Sardo. Voglio vivere a colori, colorare il mio destino, e rubare il sogno e poi lo sai, quel sogno Ruggero. Allora Ruggero, da dove iniziamo? Perché insomma, da dove iniziamo? Iniziamo da questo tuo slogan che ci piace tantissimo: racconti la Sicilia migliore. Noi cerchiamo di raccontare il calcio dilettantistico migliore, spesso e volentieri abbiamo qualche difficoltà perché qualcuno fa il passerello. Ma in questo caso tu sei un po' più fortunato, perché insomma all'interno dei tuoi eventi ci sono grandi personaggi che veramente raccontano la Sicilia migliore. Ma è un po' quello che fai tu, no? Ogni giorno noi dobbiamo, con il nostro lavoro, con la nostra energia, col nostro essere innamorati di questa terra, fare in modo che questa terra possa esprimere il meglio di sé, raccontare la Sicilia migliore. Proprio ieri sera che abbiamo avuto il Galà di Terre Sicurissimi l'ho detto, ma lo voglio sottolineare ancora: non è cosa facile, anzi è cosa molto complessa, però quando poi alla fine della giornata ti rendi conto che quello che hai fatto lo hai fatto per la tua terra e lo hai fatto bene, è una soddisfazione bellissima. Ecco, se tutti riuscissimo attraverso il nostro lavoro, qualunque esso sia, a fare in modo che questo racconto possa continuare, quindi lo cominci tu oggi qui, lo continuiamo stasera da un'altra parte, domani nelle radio, poi nelle televisioni, credo che gran parte del lavoro buono poi venga fatto e di questa terra finalmente si possa finire di dire scemenze, la coppola, la lupara, la mafia e tutte cose che non ci appartengono. Noi per fortuna siamo altro, siamo sole, siamo prodotti tipici bellissimi, ma soprattutto siamo bella gente e gente per bene. Ecco perché la racconto. Quanto ci piace questa cosa che dice Ruggero. Allora, per premiare Ruggero Sardo invito il presidente dell'AIAC regionale Sicilia, Benedetto Abisso. Sarà lui a consegnare appunto a Ruggero Sardo il premio personaggio TV. Consegniamola al presidente, sarà lui stesso a darla a Ruggero. Premio personaggio TV a Ruggero Sardo. Abbiamo anche un ricordo da dare a Ruggero, eccolo qui. Presidente, ha detto bene Ruggero,
bisogna sempre cercare, se è possibile, di raccontare la Sicilia migliore, e noi un po' col calcio ogni tanto ci soffriamo, no? Perché dobbiamo raccontare fatti che col calcio non c'entrano niente. Ma noi come allenatori veicoliamo molto la legalità e ci teniamo tanto, anche perché con il nostro presidente del comitato abbiamo delle sinergie che vanno parallelamente. Infatti spesso ci confrontiamo affinché in qualche comunicato, qualche notizia, praticamente noi vogliamo che il comunicato viene snellito sempre di cose belle, non di cose brutte. Io a questo punto volevo fare i complimenti per come questa trasmissione sta andando, e mi rammarico perché gli altri anni non sono venuto, perché questa trasmissione è condotta con stile, con educazione e soprattutto con il buonsenso, e mi stupisco come mai nelle varie nomination non c'è una nomination per Tortorici. Troppo buono, Presidente. E poi un'altra nomination, anzi direi di fare un applauso alla signorina qua, Federica, che è molto bella, molto giovane, e quindi gli farei un applauso a questa ragazza. sono d'accordo. Federica, puoi entrare, e consegniamo nel frattempo anche al Presidente Abisso la targa di partecipazione a questo evento. Grazie per essere stati con noi, però lei non vada via perché poi per i saluti filati la ricoinvolgerò. Dimmi. Voglio semplicemente condividere questo premio, perché poi i successi sono frutto del lavoro di squadra, ovviamente con Giovanni di Prima e Prima Musica, ma con tutti i ragazzi che in radio e in televisione tante volte mi sopportano. Qua stasera alcuni dei tuoi operatori sono anche operatori che lavorano con noi, e quindi parte di questo è anche vostro, ragazzi. Grazie per il vostro lavoro, per la vostra professionalità e per la vostra pazienza. Sugno Camurriusu, ma poi i risultati arrivano. Bravo Ruggero, grazie ancora, un abbraccio forte, grazie Ruggero Sardo, personaggio TV 2019 qui ai Penalty Awards. Ci siamo, è il momento adesso di conoscere le nomination quale migliore attaccante del campionato di eccellenza, ed invito qui sul palco Antonio Cannavò del Licata Calcio, Roberto Cortese dello Sport Club Palazzolo, e purtroppo c'è una defezione, improvvisamente Angelo Caronia del Canicati Calcio è stato impossibilitato a raggiungerci, però insomma è presente nelle nomination. Ciao Antonio. Salve Roberto. Allora, per premiare insomma il bomber dell'eccellenza per eccellenza, sarà, e lo invito qui sul palco, il presidente dell'AIEC di Trapani, Augusto Onorati. Non dico dalla lontana Trapani, ma quasi. Ciao Augusto, prego accomodati. Consegniamo la busta perché sarà Augusto ad aprirla. È una busta pesante, sai perché? Perché è la busta fatta di gol, no? Perché loro ne hanno fatti anche parecchi quest'anno. Pertanto, insomma, chi vince si porta a casa un premio anche di enorme qualità e quantità. Va bene, allora per l'eccellenza, miglior attaccante 2018-19, Antonio Cannavò. Licata Calcio. Consegniamo ad Antonio Cannavò questo riconoscimento. Passo qui perché faccio una battuta veloce con Antonio, nel frattempo ci spostiamo un po' in avanti. Allora Antonio, quanti sono stati quest'anno i gol? Ho perso il conto, no? Tra Coppa, campionato, un Licata stratosferico. No, intanto buonasera a tutti. Ti ringrazio anche per quest'anno che sono qui nelle nomination. È stata un'annata impressionante, però è giusto e doveroso ringraziare intanto la società Licata che mi ha dato la fiducia, il mister che mi ha dato la fiducia di giocare. Attenzione, il mister è qui, E poi in primis ringrazio i miei compagni, perché fare 31 gol è giusto ringraziare loro, e ne posso citare qualcuno come Roberto Convitto che è qui. Poc'anzi l'ho detto, no? È stato un giocatore che ha rappresentato insomma colui che lanciava spesso e volentieri le punte. Diciamo un po' troppo, dai. Complimenti ad Antonio Cannavò. Roberto, quest'anno a Palazzolo, ahimè, ma che è successo? Perché siamo tutti un po' spiazzati della stagione dello Sporting Palazzolo. È successo e siamo arrivati secondi. Infatti.
ci tenevamo a vincere, però purtroppo c'è chi è stato più bravo di noi, come il Marina di Ragusa, che secondo me poi alla fine ha meritato, perché è stata la squadra che ha vinto tutti gli scontri diretti. Quindi? Purtroppo anche per demerito nostro non siamo riusciti a vincere questo campionato, perché c'è stato un filotto di pareggi che un pochettino ci ha È quello che poi ha pregiudicato magari la classifica finale. Sì, ci eravamo messi a parecchi punti dalla prima, però alla fine eravamo andati all'ultima giornata col big match a un punto. Purtroppo era destino, doveva andare così. Onore agli avversari comunque. Grazie a Roberto, grazie anche ad Antonio, complimenti ancora. Vieni qui perché abbiamo una targa ricordo anche per te, caro Augusto, presidente dell'AEC di Trapani, che è una bella realtà che cresce di anno dopo anno, ed è la conferma che dietro comunque anche il vostro operato c'è una disponibilità spesso e volentieri anche forse un po' esagerata, perché rischiate di non fare altre cose pur di aiutare l'associazione. Assolutamente sì, intanto porto il saluto dell'AIAC di Trapani al Comune di Enna, a tutti i dirigenti e i presidenti che hanno dato la disponibilità a questo evento. L'AIAC di Trapani fa una delle piccole parti, delle 9 parti dell'AIAC Sicilia. Cerchiamo di dare conforto e aiuto agli allenatori, quelli possibilmente associati, anche se nelle nostre prospettive c'è sempre il fatto di organizzare degli eventi. Io in settimana avrei dovuto avere Montella a San Vito, purtroppo lui non è potuto venire. Abbiamo contattato l'ex allenatore del Milan Gattuso e siamo in attesa di una sua risposta, proprio perché vogliamo portare degli uomini forti, degli allenatori importanti, per dare ancora di più un segnale forte ai nostri associati. Mi auguro di poterlo fare, altrimenti se non lo facciamo ora lo faremo a settembre. Mai dire mai. Complimenti. Allora auguri e speriamo che vada tutto in porto. Grazie al nostro Augusto Onorati, AIAC di Trapani. Stiamo per concludere, tra poco ci sarà il momento dedicato agli allenatori e poi ai dirigenti, però prima ho il piacere di rinvitare qui sul palco altri giornalisti che hanno raccontato il calcio dilettantistico siciliano sia nella rete che in radio che in televisione, ed invito qui sul palco il gruppo per esempio vincente di Wisport, ovvero Claudio Costanzo e Antonio Caroè, insieme a Federica Zammataro, Calcedonio Iacuzzo e Antonino Di Fede. Eccoli qui che arrivano. Wisport, che è stata la numero 1 e lo grido ad alta voce. Complimenti a Claudio, ho visto crescere questo progetto e mi è piaciuto senz'altro. Federica, la conosciamo tutti, volto bellissimo, e poi abbiamo anche Antonino Di Fede. Abbiamo Calcedonio che dovrebbe raggiungerci, eccolo qua che sta arrivando. Nel frattempo avviciniamo un pochettino più al centro, ragazzi, voi dovete essere anche protagonisti, siete stati protagonisti con la vostra penna e con le vostre immagini. Antonino, hai raccontato il sogno della Don Carlo Missilmeri, quello dell'oratorio San Ciro e San Giorgio, ed è la dimostrazione che è stata per te anche una stagione fortunata. Sì, stagione fortunata per me, abbiamo raccontato tante partite, ho raccontato partite dall'eccellenza alla terza categoria, perché anche quei campi polverosi a volte fanno sognare. Io credo che insieme a questi ragazzi appassionati, insieme a te, anche tutti noi, tutti quelli che stanno magari anche dietro, sono una componente importante di questo mondo, siamo un tassello importante di questo puzzle, quindi investite su quella che è la visibilità mediatica, lo dico a tutte le società perché è veramente utile. Siamo in un mondo moderno in cui non possiamo rimanere indietro da questo punto di vista. Un bel messaggio promozionale, complimenti. Nell'accoppiata Wisport mi metto al centro perché loro sono sempre uniti, ogni tanto mi ci metto così vi divido. Inizio con lui che è un po' più giovane. Antonio, anche tu quest'anno insomma una bella esperienza anche con il Città di Messina in Serie D. Sì, è stata una bellissima esperienza quella della Serie D, ovviamente il ringraziamento particolare lo faccio a Claudio che è il mio socio che mi ha fatto entrare in Wisport, e sono stati 3 anni fino a questo momento bellissimi in forte ascesa. Mi unisco all'appello del collega. È il momento che anche in Sicilia si inizi a investire seriamente dal punto di vista della comunicazione sportiva anche sul web, e soprattutto sul web perché Ettore, tu lo sai perfettamente, è quello il futuro, e le società, sono contento perché alcune società l'hanno ben capito, molte altre ancora no, ma sono fiducioso che ci togliamo soddisfazione ancora.
Anch'io sono pienamente convinto in quello che hai detto. WeSport nata un paio di anni fa, mi ricordo il primo vostro vagito, abbiamo fatto una lunga chiacchierata e io ti ho detto continuate ragazzi perché farete i numeri, e i numeri quest'anno sono arrivati. Sono arrivati anche perché abbiamo avuto la fortuna di trovare società che appunto hanno investito su di noi e che abbiamo accompagnato lungo il loro percorso. Un esempio su tutti mi viene in questo momento è stato il Marina di Ragusa, ma tante altre società. In settimana col Canicattì abbiamo iniziato a collaborare anche con società fuori dalla Sicilia, e questo per noi è la nostra vittoria. Ieri avevamo una telecamera sperduta all'Ercara Friddi, l'unica, e queste sono le nostre vittorie, quando contemporaneamente eravamo anche a registrare lo spareggio tra Biancavilla e Canicattì. È vero, poi mi è piaciuta moltissimo la tua telecronaca del quasi spareggio tra Marina di Ragusa e Sporting Palazzolo, le tue grida di gioia anche, a prescindere da chi vinceva, e questa era la cosa più bella. Una donna che parla di calcio, non ti faccio la solita domanda ogni anno, ma dico che sono ancora una volta piacevolmente sorpreso e sono contento che insomma tu sia presente sul palco dei Penalty Awards, a detto stampa del Paternò-Calcio, ma quello lo mettiamo da parte perché voglio sentire in 30 secondi dove andrà il calcio dilettantistico già a partire dalla prossima stagione. Io spero che vada sempre più in alto e che ci sia sempre questo spirito, questa voglia da parte di tutte le società. Ora, al di là poi del Paternò Calcio, come dicevi tu prima, c'è molta sofferenza, l'abbiamo visto, lo tocchiamo tutti con mano, lo possono confermare anche i miei colleghi, però noi con la nostra penna, con la nostra voglia, insomma, ci facciamo sentire e speriamo di farci sentire sempre con la massima correttezza, coerenza e naturalmente nel pieno rispetto della verità. Bravissima, in 30 secondi sei riuscita a dire tutto quello che di giusto dovevi dire, complimenti. Calcedonio, invece tu parli poco perché tu sei uno che veramente parla poco, secondo me in genere nella vita, però poi fai i fatti perché con la tua telecamera vai a pescare sensazioni di un calcio bello come quello per esempio del Canicattì di quest'anno, ma anche di tante altre società dell'Agrigentino che vive anche una sofferenza spesso e volentieri di strutture disagiate. Agrigentino ma anche nisseno, dato che io sono un nisseno, con la speranza che ritorni il calcio vero, dopodiché abbiamo visto la Sanghetaldese che quest'anno è retrocessa, con la speranza che ci sia una nuova Nissena a risalire la china, magari in categorie prestigiose. Ecco. Noi ce l'auguriamo perché è giusto che Caltanissetta e Agrigento abbiano più di una realtà. Abbiamo una targa ricordo per tutti i 5 amici giornalisti che sono venuti a trovarci qui all'interno dei Penalty Awards: Calcedonio Iacuzzo, Federica Zammataro, Claudio Costanzo, Antonio Caroè di WeSport ed infine Antonino Di Fede che ha un suo canale che è molto seguito soprattutto nel palermitano. Grazie ragazzi per essere stati con noi, continuiamo, mi piace questo insieme, continuiamo così perché probabilmente hanno anche bisogno di noi. Dico bene? Grazie ancora, grazie ragazzi, grazie Calcedonio. Ci siamo, è il momento di conoscere gli allenatori del campionato di eccellenza che vanno in nomination, quale migliore appunto della stagione, ed invito qui sul palco Giovanni Campanella del Licata Calcio, Nicola Terranova Canicattì Calcio e Salvatore Utro Marina di Ragusa. Ciao Giovanni, grazie per essere stato presente quest'anno. Nicola, si conoscono bene. Ciao Nicola. Venite da questa parte, venite. Che parterre di allenatori. Ciao Salvatore. Che parterre. Allora, per conoscere il nome del vincitore, spostiamoci verso quella parte, grazie. Io invito qui sul palco un giornalista, scrittore, grande amico di Penalty e dei Penalty Awards, Francesco Santocono, reduce tra l'altro, di un viaggio in Egitto, lui grande egittologo, ma amante dello sport e del calcio in modo particolare. Ciao Francesco. Abbiamo la busta da consegnarti perché ci darai tu il nome forse tra i più pesanti, perché insomma la figura dell'allenatore è un riferimento soprattutto in un campionato che io direi sì dilettantistico, però un po' di professionismo c'è perché si allenano quasi 4 volte al giorno, 4 volte a settimana e con grande sacrificio. Tocca a te dare il nome. Allora vince Giovanni Campanella. Oh, Licata Calcio.
lo consegniamo a Francesco, sarà lui stesso a consegnarla a Giovanni Campanella, allenatore dell'Icata vincente del girone A del campionato di promozione. Giovanni, è stata una stagione pazzesca, ma cioè, spiegatemi, intanto passiamoci un po' più avanti, è stata una stagione veramente, ma pensavi veramente di fare una stagione così piena di numeri? No, sinceramente no. È stata una bella stagione, grazie anche a delle rivali abbastanza agguerrite come il Canicattì, che ci ha dato filo da torcere fino all'ultimo. Poi avete messo la freccia e siete andati via. No, vabbè, ma quello a volte la stagione è stata molto competitiva. Il Canicattì è una grande squadra, l'ha dimostrato sul campo. Mi dispiace solo che in Italia si cambiano sempre le regole. A quest'ora c'era il piacere di avere altre 2 squadre siciliane in Serie D. Purtroppo noi siamo bravi nel cambiare i regolamenti in corso e sta pagando la Sicilia, perché a quest'ora penso che sia il Biancavilla che il Canicattì potevano andare in Serie D. Bravo, è arrivato questo bravo anche dal pubblico. Grazie a Giovanni Campanella, lui è di parte. Nicola, non è finita ancora per te la stagione, lo sappiamo, però è anche vero che insomma il tuo curriculum parla chiaro, qualche campionato vinto insomma ce l'hai e siamo contenti di averti in nomination. Rimane, a prescindere da tutto, una stagione da secondo posto, una coppa vinta, quella siciliana. Sì, è stato un campionato avvincente che meritatamente ha vinto il Licata. Siamo contenti perché Canicattì veramente lo merita tantissimo. Salvatore, l'anno scorso vincente Coppa e campionato, quest'anno il miracolo è continuato perché il Marina di Ragusa ha dimostrato con un bel gruppo, una bella situazione dirigenziale di poter comunque competere alla grande con tutti. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Abbiamo fatto un campionato straordinario, 2 anni importanti, attraverso la mentalità e la perseveranza. I premi che abbiamo ricevuto oggi, ma soprattutto le parole degli addetti ai lavori, degli atleti che abbiamo incontrato, sono la manifestazione e la stima più importante, perché poi il campo e i valori che riconoscono i tuoi avversari e tutti i componenti che fanno parte di questo sport sono le gratificazioni più importanti. Quindi ringrazio tutte le persone che stasera sono venuti qua e hanno espresso dei pensieri importanti per quello che riguarda il Marina di Ragusa. Ringrazio la mia società, sono felice che ha vinto il miglior team dell'anno, ringrazio perché per me è importante, al centro del progetto nella mia gestione ci sono i calciatori. I calciatori sono gli attori principali di questo sport, non lo dobbiamo dimenticare. E infatti sono felicissimo che Francesco Vindigni e Gaspare Pellegrino abbiano vinto questo premio meritatissimo, perché oltre al fatto che il Marina di Ragusa ha vinto questo campionato nel campo attraverso il sacrificio, questi ragazzi hanno fatto delle cose incredibili, perché hanno messo davanti la passione andando oltre, l'ho ripetuto più volte, ho avuto disponibilità di atleti che venivano al campo dopo 6-7 ore di lavoro e quindi li ringrazio perché ci hanno fatto emozionare, mi sono divertito e ci siamo emozionati tutte le domeniche. Complimenti ancora al Marina di Ragusa, un abbraccio forte e un in bocca al lupo a tutti. Grazie Giovanni, grazie Nicola, grazie Salvo, grazie. Francesco, il palco adesso è tutto per te, perché insomma tu sei un appassionato di calcio da sempre, anche se ultimamente ti stai dedicando con maggiore fermento tuo intellettuale a un progetto di un libro e anche di un dramma che insomma prestissimo probabilmente vedremo anche in Italia. Sì, perché prima sarà in Egitto, sarà il 2 marzo prossimo, ci sarà l'opera sotto la Sfinge, il L'Hotel Papiro, poi abbiamo scritto un'opera lirica, Tutankhamon, che sarà messa in scena a dicembre del 2020 per l'inaugurazione del più grande museo del mondo, sempre al Cairo. Al Cairo tornerò tra qualche giorno per assistere alla Coppa d'Africa. Mi hanno invitato, non voglio... È un altro calcio però. Esatto, un altro calcio. No, mi volevo ricollegare ai ragazzi che erano saliti, mi hanno entusiasmato, mi hanno riportato indietro nel tempo, perché io ho dato spazio al calcio dilettantistico 20 anni fa, quando ho fatto il direttore editoriale di Aree di Rigore, e devo dire che il giornale incrementava le vendite ogni volta che parlavamo di calcio dilettantistico, parlavamo di Catania, di Atletico Catania, di Palermo,
poca roba, ma quando parlavamo di calcio dilettantistico veramente tantissimo entusiasmo. Io dico sempre che c'è un bacino che ha voglia di vedere scritto il proprio nome, la propria società e tutto il resto. È vero, è verissimo, bisogna dare spazio e tu fai egregiamente questo lavoro e dovrebbero ringraziarti tutti, sei un grande da questo punto Troppo di vista. buono, grazie. Abbiamo la targa per Francesco Santocono, eccellenza siciliana, amico di penalty e dei Penalty Awards. Grazie Francesco, grazie, in bocca al lupo per tutto, grazie a Francesco Santocono. Ultima premiazione, il momento di conoscere i dirigenti del campionato di eccellenza. Vanno in nomination e ci raggiungono qui sul palco soltanto 2 sui 3 nominati, perché Claudio Cammarata ha avuto un imprevisto, quindi non sarà presente questa sera qui sul palco. Per intanto invito Angelo Licata, presidente del Canicattì Calcio, e Cesare Sorbo, direttore sportivo del Marina di Ragusa. Buonasera Presidente. Salve Cesare. Allora, ad essere sincero, è un'accoppiata, manca Claudio Cammarata, però in questo caso abbiamo messo un'accoppiata importante perché abbiamo la gioventù, con grande rispetto per Cesare, ci mancherebbe, e la voglia di mettersi in gioco in una bella realtà come Canicattì, e la saggezza, la sagacia importante nel calcio dilettantistico di Cesare Sorbo, che da qualche anno si è rituffato agganciando già grandi soddisfazioni proprio con il Marina di Ragusa. Io invito qui sul palco a questo punto, per leggere la busta e quindi conoscere il nome del vincitore, una persona che forse in questo momento è poco conosciuta nell'ambiente del calcio dilettantistico, però il papà era il mitico presidente del Licata Calcio, che arrivò a regalare un sogno a tutti i siciliani, una Serie B incredibile. Parliamo di Licata d'Andrea, ed invito qui sul palco suo figlio Massimo Licata d'Andrea per conoscere il nome del vincitore e consegnare appunto il riconoscimento quale miglior dirigente della stagione 2018-2019. Buonasera Massimo. Consegniamo la busta. Sarà lui a darci il nome del dirigente, lui figlio di un dirigente, di un presidente che ha veramente regalato un sogno ad una Sicilia che nessuno poteva mai immaginare di vivere una Serie B che quasi 30 anni fa, e forse anche di più, non è certamente quella attuale. Intanto ti ringrazio per l'invito, sono venuto proprio perché volevi onorare questa cosa e ringrazio tutti i presenti naturalmente. Sì, è stata una bellissima pagina di storia che ha dato a Licata, diciamo, dei momenti felicissimi e tra l'altro una tradizione calcistica che oggi ho visto che con molto piacere i ragazzi della squadra del Licata hanno onorato in qualche modo, e quindi questo è importante. Quindi a loro va questa responsabilità, che Licata è stata una piazza importante dove si sono raggiunti risultati importanti, e spero che anche, vedo qua tantissima gente che giorno dopo giorno con tanta passione, che era quella proprio che caratterizzava quella esperienza, lotta per raggiungere dei gradini importanti, e quindi con tanti sacrifici, con tantissimi sacrifici che ho vissuto anch'io, tantissima attenzione, tantissima ansia. Però insomma quella è la storia dell'uomo, si cerca sempre di arrivare in alto, poi magari si rimpiange il momento in cui si era meno in pensiero, perché poi ci sono interessi un po' più importanti. È un altro calcio che non ci appartiene neanche, però, quasi. Ripeto, sta nella storia dell'uomo, quindi complimenti a tutti. Siamo pronti? Devi aprire questa busta e conoscere a questo punto il nome del dirigente che vince la categoria come miglior dirigente del campionato di eccellenza. Allora, miglior dirigente 2018-2019, Angelo Licata, Canicattì Calcio. Canicattì Calcio, consegniamo a Massimo Licata d'Andrea la targa, in modo che così sarà lui stesso a consegnarla al presidente del Canicattì, Angelo Licata, eccolo qui. Presidente, non è ancora finita la stagione, ma siamo doppiamente contenti che avete veramente regalato un sogno al pubblico siciliano, un sogno soprattutto a questo paesino, poi tanto paesino non è ormai, è diventata quasi una città possente.
Sì, una città importante con una storia calcistica importante, stiamo cercando di ripercorrere un pochino questa storia con non poche difficoltà perché abbiamo anche dei problemi a livello di struttura, quindi di stadio, però ci mettiamo tanta passione, tanto amore e non solo, e quindi proviamo a fare qualcosa di importante. Quando c'è la passione sicuramente i risultati arrivano con grande sacrificio, e con grande sacrificio mi è piaciuto che ti sei ributtato, perché personaggi come te insomma non possono stare lontano dal calcio. Marina di Ragusa, ma in genere tutta la provincia di Ragusa, secondo me ha abbracciato questa tua voglia di ritornare a viverlo, questo calcio fatto anche di polvere a 360 gradi. Intanto grazie e buonasera a tutti. Eh sì, dopo diciamo un paio d'anni sabbatici ho deciso, mi hanno invitato quelli del Marina e ho deciso di ritornare in campo. Diciamo che il compito è stato molto facilitato dalla bontà della società, della forza della squadra, dello staff, e quindi mi è venuto facile lavorare insieme a loro. Abbiamo raggiunto degli ottimi risultati. Sono contento che un'altra squadra ci raggiunge in Serie D, un'altra squadra siciliana. Tutte e due meriterebbero di approdare in Serie D, ma ci accontenteremo intanto di una. Siamo contenti lo stesso. Grazie, vi ringrazio. Grazie Presidente, grazie Cesare, in bocca al lupo per tutto il proseguo della stagione. Aspetti un attimo Massimo, perché abbiamo anche per lei un ricordo per immortalare la sua presenza qui ai Penalty Awards. Grazie ancora e grazie per aver raccontato un po' il calcio del passato. Allora siamo quasi in chiusura, anzi siamo proprio in chiusura, ed io ho il piacere di ritornare ad invitare qui sul palco l'assessore allo sport del Comune di Enna, il nostro caro amico Dante Ferrari, e il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti, Santino Lopresti. Eccoci qui. Presidente, la vogliamo qui sul palco, nel frattempo arriva. Eccolo qua che arriva il presidente. È il quadretto più importante questo, perché ho accanto colui che ha sposato il progetto dei Penalty Awards e colui insomma che rappresenta il mondo del calcio siciliano, ovvero la Federazione Italiana Gioco Calcio. Presidente, siamo noi doppiamente contenti di averlo qui ancora una volta, perché il suo linguaggio arriva al cuore di tutti gli sportivi siciliani, io lo dico sempre, e siamo sicuri che questo linguaggio ci permetterà di migliorarlo ancora di più, questo calcio siciliano nostrano. Sì, per me è molto semplice, nel senso che io lo vivo con serenità tutti i giorni della settimana. La domenica so che mi debbono telefonare dei dirigenti per lamentarsi degli arbitri, so che mi debbono telefonare degli arbitri che si lamentano di alcune violenze, so dei risultati che non vanno bene, cioè questo è messo in conto, lo si comprende, lo si capisce, e magari questo avviene. C'è, voglio dire, perché talvolta tu perdi quando, no, come dicevo prima, non dovresti, o perché è una svista dell'arbitro. Questo ci sta, e però questo fa parte del gioco, come si suole dire, perché se c'è stato uno svantaggiato, qualcun altro avvantaggiato c'è stato. L'importante è che non sono io a decidere chi deve essere avvantaggiato o svantaggiato. Quindi la mia serenità mi porta, io non è che conosco i numeri di tutti i dirigenti o di chi mi telefona, io so solo che se una telefonata come dire, si è persa, richiamo chiunque esso sia dall'altra parte. È vero. E se anche ti ingiuriano, gli dici grazie, perché uno che ti ingiuria sempre col sorriso sulle labbra, i soldi, rischia magari di pigliarsi qualche denuncia e ti ha dedicato del tempo. Quindi voglio dire, ecco, la mia serenità mi porta ad avere un rapporto sereno con tutti, e mi rendo conto che talvolta, come dire, non è semplice, però, perché reggere una Sicilia con 700 partite a settimana, con tutto quello che c'è, con tutto questo impegno che abbiamo visto, perché qui gli allenatori si scambiano gli auguri, giusto, ha vinto questa, poi quando siamo in campo qualcosa di diverso anche questo è il calcio. Questo è il calcio, guai se non fosse così, perché l'ha vissuto come me, da dirigente, da calciatore, queste cose diciamo sono normali. Però, ecco, dico, l'importante è che poi tutto si ricompone, cioè dobbiamo avere poi la forza alla fine della partita, all'indomani, ecco, di essere sereni e di rientrare in quello che è lo spettacolo che ogni domenica voi offrite, ma noi vogliamo offrire, l'AIA vuole offrire e gli allenatori vogliono offrire. Quindi tutti, sappiate che tutti questi, diciamo, siamo parte, stiamo tutti da una parte, non c'è chi sta da una parte e chi sta dall'altro. È la vittoria di alcune società
che era inaspettata, dimostra ecco, che la serietà, la libertà con cui questo calcio siciliano dilettantistico si gioca ogni domenica. Complimenti a tutti e complimenti a te, Ettore, come dicevo, per il tuo garbo, ma anche per la tua vicinanza a questo mondo e tanti ragazzi che poco fa ho visto, i network locali, ragazzi che tramite Facebook portano ecco, la domenica, tanti tifosi vengono animati da questo modo, vengono raggiunti da questi collegamenti. Bene, questo è importante, come si diceva, perché ci aiuta anche a noi a crescere. Abbiamo la targa per ricordare e immortalare questa presenza anche nella stagione 2019 per il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Federazione Italiana Gioco Calcio, Santino Lopresti. Sono io che voglio intanto ringraziare il Presidente per la sua presenza anche questa volta ad Enna, ci siamo visti in qualche altra occasione. Enna spero che possa diventare un appuntamento quasi costante all'interno di questo mondo calcistico alla luce della sua disponibilità. Volevo donarle 2 pubblicazioni del nostro comune, una che ripercorre le vicende e le attività di questo teatro comunale, tra l'altro scritto dal dottor Rocco Lombardo, purtroppo da poco scomparso, che è uno storico di questa città, e un'altra pubblicazione che poco ha a che fare col mondo calcistico, ma mette in evidenza una delle personalità più importanti di questa città, che è Napoleone Colajanni. Io la ringrazio perché ai miei libri piacciono molto e poi la storia di un paese, conoscerla, in questo caso anche del teatro, è estremamente importante. Teatro bellissimo, il Teatro Garibaldi. Accetto volentieri. Il dottore Tortorici, per il quale mi conceda 30 secondi in più. Perché quando lui è venuto ad Enna accompagnato da Luigi Di Dio a presentarci questa iniziativa, io sono stato subito colpito dallo stile, dal suo garbo, alla sua discrezione, che oggi che ne vengono affiancate alla sua competenza e alla sua professionalità. Quindi per noi è stato un onore che lei ci abbia voluto quindi pensare e spero che la città si sia messa a disposizione di tutti coloro che sono venuti oggi ad Enna. Grazie ancora. Assolutamente, grazie ancora. Grazie ancora. Perfetto, li terrò con enorme piacere. Grazie Assessore, a presto, allora a prestissimo. Grazie Presidente. Grazie ancora, grazie. Cappelletto finale per chiudere questa edizione numero 6 dei Penalty Awards in questo scenario meraviglioso del Teatro Garibaldi. Prima di salutare volevo ringraziare naturalmente tutto lo staff tecnico guidato da Salvo Campo, abbiamo in regia audio Roberto Di Marco, poi il gruppo cameraman guidato da Angelo Pandolfo, Andrea Salerno e Alfio Fede. Naturalmente dietro tutto c'è l'AIAC, l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, in modo particolare la delegazione di Enna con il presidente Luigi Di Dio, che è stato veramente il mio braccio destro e a cui insomma rivolgo ancora una volta un ringraziamento particolare. E poi i saluti finali li faccio come ogni anno insieme alla bellezza, perché ci sta nel calcio, di Federica Di Benedetto. Parla pochissimo, tra l'altro ex fidanzata di giocatori, per cui insomma lei il calcio lo ha masticato. Federica, anche quest'anno abbiamo chiuso la stagione con il tuo sorriso, siamo doppiamente contenti, speriamo che ci sarà una prossima. Grazie Ettore, ringrazio tutti i presenti. Sì, che dire, questa è la 6ª stagione e sono contentissima. Anche noi siamo contenti perché hai furoreggiato ancora una volta anche con la tua Miss Rossa. Grazie Federica Di Benedetto, grazie Federica. Grazie a tutti, appuntamento naturalmente fissato alla prossima stagione, sia con penalty su Gold 78, ma naturalmente anche con i Penalty Awards 2020, ancora una volta per raccontare il meglio del calcio dilettantistico. Grazie a tutti, arrivederci da Ettore Tortorici, grazie.